In centinaia a manifestare in 2 sit-in diversi a Palermo davanti all'assessorato regionale all'istruzione e quello della formazione professionale al lavoro in via Ausonia e in via Trinacria per chiedere al governo Crocetta una riforma organica del sistema della formazione professionale in Sicilia. Più di 1000 i partecipanti alla manifestazione. La giornata di mobilitazione è stata organizzata dai sindacati che per questa mattina hanno indetto lo sciopero generale dei lavoratori del settore. Governare una situazione così di crisi dal punto di vista economico, sociale, amministrativo, servono fatti. È chiaro, dopo 6 mesi di insulti, di attacchi ai lavoratori, ai sindacati, di promesse di cose non realizzabili, al momento in cui si fanno i conti poi con i vincoli amministrativi e di legge, i lavoratori sono senza stipendio, minacciati di una riforma annunciata ma mai spiegata, quindi anche hanno paura di perdere il posto di lavoro. È normale che si chiedano fatti concreti. Peraltro di lavoratori e sindacato che da almeno 2 anni chiediamo noi il cambiamento, la riforma del settore, e si è ben consapevoli che è uno di quei passaggi delicati della regione siciliana. Bisogna garantire ai lavoratori, facendo diventare più produttivo il settore, non caricando troppo sui costi regionali, e un'operazione di riforma vera. Abbiamo un'emergenza salariale di fronte ad una regione che è incapace di governare perfino la normale amministrazione, con mandati e stipendi bloccati presso la ragioneria o gli assessorati inspiegabilmente, con lavoratori che hanno lavorato ormai dall'inizio dell'anno e che non ricevono gli stipendi ormai da 8, 10, 12, 15, anche 18 mesi. Una condizione insostenibile e inaccettabile. Quindi questo è uno dei nostri obiettivi. Gli altri obiettivi: ci mobilitiamo e scioperiamo per avere una prospettiva, un orizzonte rispetto a un settore che in queste settimane, durante la discussione sulla finanziaria, era molto un orizzonte abbastanza fosco. La situazione ormai è esplosiva. Noi continuiamo a chiedere la riforma del settore, una riforma che passi da un accreditamento più rigido degli enti, in maniera tale che si selezionino gli enti che possono fare formazione ad un certo livello e si possa fare una formazione più congrua per il mercato del lavoro. Si garantisca comunque l'occupazione di tutte le persone che in questo momento lavorano nella formazione, si tuteli il reddito di queste persone che in questo momento sono arrivate perlomeno a 9 mesi di stipendio arretrato, con una macchina amministrativa completamente bloccata sia negli interventi formativi che nell'OIF che negli sportelli multifunzionali, mettendo nelle condizioni gli enti di non avere il DURC e automaticamente di implodere, perdere il DURC, di dover licenziare le persone e quant'altro.